Bentrovati a tutti dalla nostra informazione. Come avete potuto constatare, oggi niente titoli, abbiamo voluto dedicare una copertina ai fatti di Naro con tutta la prima parte del nostro TG che vorrà approfondire quanto accaduto ieri su iniziativa del sindaco Maria Grazia Brandala, che ha voluto insieme alla sua città che ha partecipato in massa esprimere commozione e vicinanza alle vittime dell'efferato delitto perpetrato su Delia e Maria. Le immagini, come avete visto, hanno parlato da sole e hanno messo in luce quella città di Naro, una città profondamente ferita, così come il suo popolo operoso e accogliente, che ha scelto proprio di scendere in piazza e aderire alla marcia dei 200 passi per Delia e Maria. È stato un corteo che si è mosso tra le abitazioni delle due vittime, è un corteo che ha deposto fiori, acceso candele sull'uscio di quelle abitazioni le cui pareti hanno visto un incredibile orrore. Erano tantissimi a testimoniare la loro presenza, il console rumeno, tanti sindaci dell'Agrigentino, la comunità ortodossa, quella rumena, istituzioni, semplici cittadini. Noi iniziamo ad ascoltare tutti quanti dal sindaco. Cominciamo con il sindaco Maria Grazia Brandara, che ha lanciato anche un forte appello contro la violenza e ha lanciato anche la necessità di un impegno corale senza il quale, ha detto, è difficile fermare questa escalation. Vediamo. Ci sembra, qualcuno mi ha criticato, ha detto no, non si parla di uomo, perché parli di uomo comune, dobbiamo parlare di mostro. Per mostro tu te l'aspetti in qualche modo e lo eviti, l'uomo comune no. E quindi chissà quanti ce ne sono di mariti, di fidanzati che magari incominciano con lo schiaffo per arrivare poi ad altro, alle mogli, alle fidanzate, a non so chi, e poi piangiamo se c'è qualche cosa che non va, perché poi ci giriamo dall'altra parte. Allora un moto di coraggio da parte di tutti, quando sentiamo urlare, quando sentiamo qualche grido, quando sentiamo che c'è qualcosa che non va, noi non è che dobbiamo fare altro se non quello di andare nei carabinieri, alla polizia, insomma qualcuno che possa ascoltare il nostro grido di dolore, ma per salvare vite umane. E credo questo sia il nostro compito essenzialmente. Sindaco, quella sua è una manifestazione voluta, ma è anche una richiesta collettiva ai sindaci di mobilitazione contro la violenza in tutte le forme. Assolutamente sì. Noi abbiamo in questa provincia la fortuna che con i sindaci ci confrontiamo spesso per i temi importanti che accomunano tutte noi. E vuol dire che tra l'altro la battaglia principe di questo 2024 sarà quella contro la violenza. Però dobbiamo pensarci bene, ve l'ho detto l'ho detto spesso in questo momento, dobbiamo capire cosa fare, perché altrimenti ci ritroveremo, Dio non voglia, in altri contesti, in altre comunità, a piangere i nostri morti, e noi non vogliamo piangere i nostri morti. Noi dobbiamo avere quello scatto anche di educare la gente. È brutto dirlo, chi sei tu che educhi? No, io personalmente sono nessuno. Però voglio dire, se noi facciamo un'azione corale, un'azione comune e studiamo, ci mettiamo accanto degli esperti che ci facciano comprendere cosa è meglio fare per questa società che sta andando sempre più alla deriva. E allora noi diciamo no alla violenza. Oggi lo diciamo perché dobbiamo ricordare Delia e Maria, che sono state uccise in una maniera orrenda, però subito dopo a questa bella nel senso di partecipata manifestazione deve seguire assolutamente un'azione. Io parlo dal lato nostro, da parte dei sindaci,
Poi insomma coinvolgeremo, come ho detto in altre occasioni, la stampa, per esempio, perché anche la stampa deve avere un ruolo importante, molto importante, per educare, rieducare al rispetto dell'altro, perché se tu rispetti l'altro non ci pensi ad ucciderlo. E la marcia dei 200 passi ha avuto un minuto di raccoglimento in piazza Cesare Battisti davanti alla chiesa di Sant'Erasmo, poi si è mossa tra le vie Vinci e Vicolo Avenia dove abitavano le 2 donne uccise. Presente il console della Romania Carmen Axenie a testimoniare il dolore dell'intera nazione. Molte parole qua di un messaggio per rumeni e un messaggio sta bene, sì. Molto, non lo so come, să fii mai buni. Devono essere più buoni, di integrarsi meglio nella comunità locale per să se ajute între ei. E si devono aiutare fra di loro e devono essere vicini al momento del bisogno. Noi suntem aici să-i ajutăm, Noi siamo qui per loro, per să-i ajutăm, dar în astfel de momente ma in questi momenti simțim aceeași durere ca și ei. sentiamo i stessi dolori che sentono loro. Ne pare rău foarte mult Ci dispiace per tutto că ciò. un orășel atât de frumos a fost tulburat de aceste evenimente. In una cittadina così bella come questa sia stata sconvolta di questo brutto avvenimento che è successo. Am simțit o grande dolore Ho sentito un grande dolore per questa. e per questo siamo qui vicini a loro. Anche de primărie, la invitația primariei pentru proiectul ăsta împotriva violenței domestice. Intanto ringraziamo tanto il sindaco di Naro locale che ci ha organizzato questo evento, la marcia dei 200 passi contro la violenza sulle donne. Pentru două cetățeni române, concetățeni. Per i nostri connazionali, per le Anche nostre per 2 donne. două donne. Important messaggio, sono morti 2 donne. Dobbiamo trasmettere questo importantissimo messaggio che sono state uccise 2 donne. Grazie. Un dolore che è stato rappresentato anche dalla Chiesa ortodossa a cui le 2 donne facevano capo. Noi abbiamo avvicinato padre Daniut Bacauanu, parroco della Chiesa di San Nicola e Santa Filofteia di Canicati, che tra l'altro nel suo messaggio esorta anche a non utilizzare sostanze che possano annebbiare la capacità di agire. Nell'occasione di Epifania, come si usa nel rito cristiano ortodosso, già ho sentito dalle donne, ho sentito la paura e lo spavento per cosa è successa. Io ho cercato di tranquillizzarle, di farle serene, in senso che non è una cosa che capita quando stai tranquillo in tua casa e viene qualcuno all'improvviso sopra di te. È stato un concorso dei fatti attorno di questa vicenda che ha generato la conclusione triste e malissimo. Noi veramente abbiamo trasmesso le nostre condoglianze per tutta la comunità, perché alla fine ci sono anime, ci sono somiglianze e immagini di Dio, non è importante in che modo vive uno. La mamma del presunto omicida ha chiesto scusa alla figlia di Maria Russo. Io ho sentito su questo, non so di preciso, ma secondo me la mamma non ha nessuna colpa, perché io sono padre ho dei figli, so che da una certa età, sapete anche voi, da una certa età non ce l'hai più il controllo sopra dei figli. Parli, le dici, però loro se non obbediscono che puoi fare? Niente. Allora io penso che secondo me la mamma è sempre come noi addolorata, in tristezza, in rammarico, perché alla fine ha perso chissà per quanti anni un figlio. Cosa sta succedendo a questa società che ammazza con questa facilità? È il consumo delle sostanze che ha fatto uscire fuori una
questa grande, triste vicenda, perché si sa, si è fatta una piccola festa, tra virgolette, con alcol, con le sostanze stupefacenti, alla fine si hanno perso il cervello. Il cervello è andato in buio e un cervello in buio non pensa come quello che è diciamo, illuminato. Tante aspettative io non ce l'ho, veramente la comunità narese, sia italiana che rumena, è una comunità tranquilla, una comunità serena, di brave persone, molto accogliente questa comunità. È un caso eccezionale che è successo questo qui. Non mi aspetto che con le mie parole si cambia qualcosa. Preghiamo al Signore che non ci sarà più possibile di succedersi una cosa di genere, ma sapete, possiamo essere compassionevoli assieme alla comunità, altro che possiamo fare. È naturalmente uno smarrimento che è di tutti, anche della comunità rumena che con un folto gruppo venuto da Canicattì ha voluto presenziare alla marcia dei 200 passi. E noi abbiamo avvicinato uno dei rappresentanti della stessa che tra l'altro si è fatto portavoce della necessità di chiedere al governo maggiore sicurezza per tutti. La comunità romena di Canicattì non ha voluto far mancare la propria presenza qui a Naro per questa marcia di 200 passi. Siamo di qua noi di Canicattì, anche di Canicattì siamo di qua presenti. Come se vengo anche con la macchina di Canicattì, Racamuto, Favara, gli altri paesi vengono qua. Sono anche fatto un annuncio come se il signor sindaco mi ha fatto sapere che Costantino vieni qua, paesano mio. Ora vediamo quando persone vengono. Grazie. Dimmi. Come avete vissuto questi fatti? Bloccato. Io personale mi è bloccato. Non l'ho conosciuto, la personale, la donna non l'ho conosciuto, anche la maschio. Sentito che lavorano in campagna, una ci è sposata con un italiano, morto marito 2 anni scorso. Questa cosa è difficile. L'autorità deve fare la legge, la giustizia. Un appello per voi giornalisti, governatori, Meloni, cambiare la legge, ministro di giustizia interne. Questa violenza alla donna non si può stare sempre così. Paura di uscire alla strada, bambini, sempre. La sera, la mattina, qui in Naro, che tutti gli italiani, guardiamo che italiani, che romeni, tedesco, come diciamo, non facciamo discriminare. Il problema è cambiamo la legislazione. Più duro, più aspro la legge, questa violenza alla donna, o alla bambini, la strada.